Raggiungere il torrione d'Albiolo salendo dal passo del Tonale lungo il sentiero degli Austriaci, poi affacciarsi sulla conca del Montozzo, percorrere il sentiero degli Italiani e rientrare dal passo dei Contrabbandieri. È la grande sintesi di un'escursione per esperti dal passo sicuro con alcuni tratti attrezzati. Ci si addentra nel cuore di quello che, a cavallo tra Lombardia e Trentino, è stato uno dei drammatici teatri del fronte della Prima Guerra Mondiale. Raggiunto il passo del Tonale a 1883 metri da Ponte di Legno, si scollina in Trentino e subito a sinistra ci si dirige all'ex ospizio di San Bartolomeo, dove parcheggiamo. L'itinerario conduce alla scoperta delle postazioni di prima linea austriache e italiane. Attraverso i pascoli che caratterizzano la parte iniziale del cammino, ci facciamo guidare dal percorso 111. Poco sopra il bacino di Valbiolo pieghiamo a destra guadagnando il costone che divide la Valle d'Albiolo da quella di Strino, segnavia 161. Siamo sul sentiero degli Austriaci che prende quota fino alla forcella che sovrasta quella che è detta la Città Morta, ex villaggio militare austro-ungarico. Puntando ora a nord-ovest si supera dapprima il deciso dislivello che porta alla vetta del Monte Tonale orientale a 2696 metri. Tra le numerose testimonianze del conflitto si avanza sul panoramico crinale e, superando brevi tratti attrezzati, arriviamo al torrione d'Albiolo a 2969 metri di quota. Durante il periodo bellico era una via di arroccamento che metteva in comunicazione la prima linea con il presidio della Città Morta. Al torrione ancora oggi si trovano resti in calcestruzzo, tracce della stazione d'arrivo della teleferica, piazzole d'artiglieria e gallerie di collegamento. Proseguendo ancora in direzione nord-ovest, tra rocce e sfasciumi, si arriva in breve alla selletta che, a sinistra, immette sul sentiero degli Italiani che sale dalla forcellina di Montozzo. È un tratto quasi interamente attrezzato che attraversa il versante nord della Punta d'Albiolo. Si apre sulla conca del Montozzo dove si trova il rifugio Bozzi e dove sorgeva il villaggio militare italiano. Giunti al passo dei Contrabbandieri a 2681 metri si riprende l'itinerario 111 e si torna all'ex ospizio su facile sentiero, scendendo per le piste da sci orientali del Tonale.